Ci hanno dato queste maschere che ovviamente spiegheranno anche a voi che poi vedrete cosa servono e niente, questa esperienza è stata molto utile per capire come aiutare certe persone e come soprattutto riuscire a capirle. Oggi abbiamo lavorato con questi ragazzi meravigliosi su tutto il tema delle dipendenze non solo dal gioco, ma dipendenze anche da droghe, alcol e anche da persone, abbiamo puntato anche su questo. Abbiamo cercato di affrontare il problema delle dipendenze, però quasi giocando. Abbiamo usato la maschera neutra, quindi tutto quello che è il principio del linguaggio del corpo prima che il linguaggio dell'espressione, e soprattutto abbiamo fatto in modo che i ragazzi proiettassero su questa maschera, apparentemente senza espressione, senza volto, il proprio volto e il volto della persona che amano di più, per cercare di capire come metterli in connessione, spiegando che la connessione è la prima arma per aiutare a combattere le dipendenze. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza complessa e ve la consiglio. Questo incontro è stato molto produttivo, bello, interessante. Ci ha aiutato a capire meglio come aiutare qualcuno con una dipendenza e ci ha anche aiutato a parlare un po' tra di noi. Abbiamo parlato di come capire una persona, di come riuscire ad aiutare delle persone afflitte anche da dipendenze e questo percorso è servito molto alla classe, è stato istruttivo e ci siamo divertiti, molto coinvolgente. Oggi abbiamo fatto un'esperienza molto bella e interessante, ve la consiglio, ciao. Ho partecipato e ho visto questa attività molto importante per i ragazzi perché li ha coinvolti e sono stati molto partecipi ed è stato molto importante poter parlare delle dipendenze e far capire che nel territorio ci sono dei servizi e c'è la possibilità di chiedere aiuto per le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla terza edizione di Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo, organizzata da UL6 Eugania di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e AIM. Ringraziamo come sempre i molti enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che a vario titolo la sostengono e ci aiutano a promuoverla in tutta Italia. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube del UL6.
Sapete ormai tutti che c'è un sito dedicato a questa settimana che si chiama www.cambiogiocul6.it. Da questo sito potete scaricare tutti i materiali di promozione, l'intero programma e soprattutto sul sito rimangono a vostra disposizione tutte le videoregistrazioni di tutti gli incontri con i nostri esperti, comprese quelle delle 2 edizioni precedenti. Quindi un patrimonio di contributi formativi e divulgativi molto prezioso. Vi invitiamo a condividere sempre le nostre dirette sui vostri canali e ringraziamo le molte persone che da tutta Italia stanno rilanciando l'evento. Quindi salutiamo il pubblico che ci segue da casa e salutiamo le persone che sono presenti qui al Barco Teatro questa mattina. Come sapete, gli incontri del mattino sono dedicati agli studenti e alle studentesse, quindi ringraziamo gli insegnanti che li hanno accompagnati qui e salutiamo, anzi invitiamo anche a farsi sentire con un applauso le classi presenti. Benvenuti. Benvenuti ragazzi. Allora abbiamo con noi la terza AIC e la quarta AIA dell'Istituto Professionale Bernardi di Padova e poi la terza DS dell'Istituto Leonardo da Vinci sempre di Padova. Collegati con noi invece ci sono gli studenti dell'Istituto Superiore Giorgi Fermi di Treviso e in particolare le classi prima DIN e quarta G di TIR. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito e poi voi sarete protagonisti della seconda parte dell'incontro di oggi perché potrete porre direttamente le vostre domande ai nostri relatori. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, che è la responsabile scientifica dell'intero progetto Cambio Gioco. Benvenuta dottoressa, grazie. Beh, intanto benvenuti a voi, è sempre un piacere incontrare così tante persone in un ambiente bello e in un ambiente che non è quello che di solito è quello. Io sono un medico, sono psichiatra e quindi generalmente quando incontro nella mia professione clinica incontro persone che sono già in un percorso non di salute ma che hanno qualche sofferenza, qualche problema. Quindi noi abbiamo pensato di fare proprio questo evento che ha un focus sulla prevenzione per incontrare le persone quando stanno bene, quando sono in un percorso di salute, per farci conoscere come Dipartimento Dipendenze, perché noi lavoriamo con la patologia ma lavoriamo anche con la salute, vogliamo essere generatori di salute e soprattutto con un pubblico così giovane che ci emoziona, ci fa sempre piacere incontrare perché abbiamo come dire, il titolo di questa edizione è proprio connettiamoci, quindi la connessione è fatta dal dare e dal ricevere, quindi noi passiamo delle informazioni ma riceviamo anche da voi dei feedback per migliorare e per proporre anche agli altri qualcosa di nuovo, quindi spero che sia produttivo per tutti voi e vi auguro una buona mattinata insieme. Grazie dottoressa, ho visto che la scuola è protagonista delle nostre mattinate. Abbiamo con noi per un saluto anche la dottoressa Giada Smurra del Provveditorato agli Studi di Padova. Benvenuta dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a tutti, porto i saluti del dirigente dottor Natale che è impegnato in un altro evento ma sposo appieno questa bellissima iniziativa. Io sono lieta di essere qui con voi questa mattina, ringrazio gli organizzatori e i relatori per questa bellissima opportunità su un tema molto attuale, il digitale. Non rubo altro tempo, io vi auguro una bellissima giornata ricca di riflessioni e di spunti. Grazie. Grazie a lei. Ed è la volta del dottor Luca Gino Sbrogiò, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'U6 Euganea, che ringraziamo per averci raggiunti a Cambio Gioco e al quale lascio la parola. Bene, allora un saluto a tutti i ragazzi qui in sala e un ringraziamento anche agli organizzatori, sono molto contento di essere qui. Intanto lasciatemi dire una parola, cos'è questo Dipartimento di Prevenzione, perché forse lo sperimentate più che conoscerlo, no? Siamo quelli delle vaccinazioni, ecco io spero che siate tutti vaccinati per le principali malattie, compreso anche l'HPV che avete fatto forse come ultima vaccinazione quando eravate alle medie. Però ci occupiamo di tante cose, dagli screening oncologici all'ambiente, abbiamo nel Dipartimento anche i veterinari, quindi anche la salute degli animali è nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, in una logica One Health, e ci occupiamo anche della sicurezza alimentare, quindi un ampio spazio di attività. Se qualcuno decidesse in futuro di fare un percorso universitario che arriva all'ambito della prevenzione, credo che sia un bell'ambito di lavoro.
Ecco, più in generale questo, più in particolare invece volevo darvi qualche dato, se può essere utile, perché siamo anche gli uomini e le donne professionisti dei numeri, dell'epidemiologia. Cioè, noi ogni tanto facciamo delle inchieste e i dati che vi porto adesso sono prevalentemente di tipo intervista ai genitori. Okay. A noi ci interessa molto il tema dello stare davanti agli schermi per due aspetti di salute importanti. Qui viene affrontato un terzo, che è quello che porta alle dipendenze, ma diciamo per un dipartimento di prevenzione interessa molto capire le ore che si tolgono all'attività motoria, quindi allo sport, a fare movimento, e quindi diciamo le malattie che sono legate all'aumento anche di peso, quindi diciamo anche gli aspetti alimentari. Quindi diciamo uno si muove di meno, mangia anche un po' di più, ovviamente questo sono elementi che compromettono la salute fisica e direi psicofisica dei soggetti. Un altro elemento forse poco noto è l'intervento sul ritmo sonno-veglia, perché se si sta attaccati agli schermi anche più vicino alle ore diciamo, del riposo, si tende a rimanere psichicamente più attivi, ci fa più fatica ad addormentarsi. Faccio io a voi qualche domanda. Secondo voi, diciamo, così, un ragazzino delle elementari, ecco, scuola primaria di primo grado, quanto sta mediamente davanti ad uno schermo, sia esso televisione, oppure un portatile, oppure un cellulare? Qualcuno vuole provare a dire un giorno feriale normale? Ragazzini elementari sto dicendo. Sì, in ore. Allora, siete stati abbastanza bravi, ok? Diciamo non dovrebbe superare 1 o 2 ore, quindi diciamo questo sarebbe un target auspicabile. Ecco, in realtà la maggior parte sta almeno 3 o 4, un 10% supera le 5 ore, quindi diciamo mi pare che vi siete avvicinati abbastanza bene. Sotto i 2 anni, secondo voi qualcuno sta davanti ad uno schermo? Ok. Quanto dovrebbe stare più o meno uno che ha meno di 2 anni? 0 ore, ok? 0 ore. Invece, diciamo, abbiamo un buon 30% che sta tra 1 o 2 ore. Quindi un 30% di bambinetti sotto i 2 anni sta, ok, anche un paio d'ore così. Tra i 2 e i 4 anni, quante ore sarebbe raccomandabile che non superasse? 1 o 2, perfetto. Vabbè, qua abbiamo gente che può lavorare all'OMS domani, bene, perfetto. Sono molto, molto contento, siete molto orientati. Ecco, purtroppo, diciamo, anche in questa fascia di età che va dai 2 ai 4 anni abbiamo quasi un 50% che supera le 2 ore. Vi faccio le ultime 2 domande, poi vi lascio perché avete cose più interessanti da fare. Secondo voi, diciamo, quali sono degli elementi che influiscono molto sul stare tanto o poco davanti a uno schermo? Soprattutto parliamo dei ragazzi che cominciano ad avere, diciamo, dalle elementari e poi più grandi. Disponibilità dei genitori. Vuoi venire a lavorare da me? Ti prendo subito. Disponibilità dei genitori. Guardate, vi dico subito un dato io. Per esempio, più è istruita la mamma, più il livello di istruzione della mamma è elevato, meno si sta davanti agli schermi. Quindi evidentemente, soprattutto con i bambini più piccoli, c'è la possibilità quindi di proporre qualcosa di divertente, diverso, che sia davanti a uno schermo. L'altro elemento, ve lo dico io, se no la tiro un po' lunga, è la quantità di servizi che una società può offrire. Attività sportiva, movimento, una gita, andare da qualche parte, così. E purtroppo lo si vede molto bene anche in un gradiente nord-sud che c'è. Cioè in genere si sta davanti agli schermi di meno nelle regioni del nord e man mano che si scende verso il sud Italia, centro e sud Italia, le ore passate davanti agli schermi aumentano. Quindi diciamo abbiamo abbastanza elementi conoscitivi per dire che è un tema educativo di estrema rilevanza questa, nell'interesse anche vostro, e di tutti, perché poi ci si concentra di meno, si fa più fatica a fare i compiti, si è continuamente distratti, insomma ci sono 1000 motivi oltre a quelli che ho detto io e quindi diciamo senza arrivare come dire, al tema di oggi che non spetta a me, ma diciamo che sono quelle delle dipendenze patologiche e additive, no? Che anche passano davanti agli schermi, devo dire che anche per la salute generale nostra è un tema veramente importante, io credo che sia da dare merito alle persone che hanno organizzato e portare attenzione su questo. Quindi vi lascio a gente che vi saprà ben intrattenere, io rimango perché sono molto interessato e curioso. Buona giornata.
Grazie dottore, e allora entriamo nel vivo di questo incontro che si intitola Non perdiamoci col punto esclamativo. Per questo incontro abbiamo con noi due amici, possiamo dirlo. Abbiamo con noi il dottor Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, e Adrian Fartade, che è divulgatore scientifico, youtuber e scrittore. Grazie, li accogliamo con un applauso. Allora, siamo veramente contenti di avervi qui. Questo incontro sarà abbastanza interattivo, poi speriamo che l'interazione avvenga anche con il pubblico in sala, perché, come avete capito, il Festival Cambio Gioco tratta il tema della prevenzione, ma anche della promozione della salute, e quindi ne parliamo con due esperti di divulgazione scientifica, due persone esperte anche dell'utilizzo consapevole e creativo dei media. Mauro Croce, come ho detto, è psicologo, psicoterapeuta e criminologo, è esperto di addiction e dipendenze di vario genere, ha fatto parte della consulta del Ministero della Solidarietà Sociale, ha collaborato e collabora tuttora con l'Università dell'Argentina, ha pubblicato moltissimi libri e ha fatto anche delle esperienze molto interessanti su questo argomento, come ci raccontava fuori dalla diretta. Adrian Fartade, laureato in Storia e Filosofia all'Università di Siena, con un percorso in Scienza e Astronomia, e dai primi anni 2000 si occupa di divulgazione scientifica, in particolare astronomica. Ha un canale YouTube che conta oltre 400.000 iscritti, è ospite in teatri, festival, e ha appassionato alla conoscenza moltissime persone, anche con i suoi libri. Parleremo con loro della complessità del navigare in rete e soprattutto di quali sono le opportunità positive per sviluppare una coscienza critica nell'utilizzo di questi strumenti. Prima di porre loro la prima domanda e cominciare a interagire, ricordo alle persone che ci seguono da casa che potete porre le vostre domande ai nostri esperti o commentare le dirette attraverso i profili social, oppure potete utilizzare il numero che vedete in sovraimpressione tramite messaggi WhatsApp. Il numero è 370-318-6802. Allora, la prima domanda che pongo ai nostri ospiti è di presentarvi in maniera molto sintetica, ma soprattutto di dirci qual è la cosa che vi piace di più del vostro lavoro. Mauro Croce. No, sono piacevolmente terrorizzato di essere qui di fronte tra le tante domande che mi potevo aspettare, questa proprio non me l'aspettavo, quindi 1-0 per voi, avete colpito. Piacevolmente di questo lavoro è la novità, è scoprire sempre cose nuove. Io faccio lo psicoterapeuta, quindi aiutare le persone, ritrovare nell'incontro con le persone anche sofferenze mie e costruire insieme queste cose qui. Temo di essere molto retorico, ma è la verità questo. Il dato di novità che c'è sempre nel nostro lavoro. Cioè ogni persona nuova che incontri un mondo nuovo, incontri una scoperta, scopri parte di te stesso, questo è straordinario. Poi viviamo in un mondo in cui ogni giorno cambia tutto e quindi non ci possiamo fermare, vero? Tu che sei giovane. No, sì, credo che non mi ricordo un momento storico che ho vissuto in cui le cose stavano cambiando in maniera così rapida e drammatica, intensa, e quindi è straordinario e fa molta paura contemporaneamente vivere in questo momento storico. E c'è la sensazione che tipo siamo soltanto... Avete presente nei libri di storia a scuola quando leggete la pagina in cui c'è scritto le cause di qualcosa di grosso che è successo, no? Tipo le cause della rivoluzione francese, poi ci sono tutte cose che sono successe che poi hanno portato a... quindi ho la sensazione che siamo tipo in un periodo in cui scriveranno in futuro, questo era il periodo in cui sono successe tutte queste cose e hanno portato a... cercare, questo è affascinante perché cercare di capire come funziona il mondo è un po' come essere in una stanza buia e tipo tastare qualcosa a caso per capire cosa c'è dentro la stanza e poi toccare solo fino a un tot di cose intorno a te. Parlare con gli altri ti permette di capire quello che hanno sentito loro dall'altra parte della stanza, e quindi ogni nuova prospettiva ti aiuta a dare un senso più completo di tutto quello che vedi.
Certo. No, sono incuriosito, per me è scappato di dire sono piacevolmente terrorizzato. L'amico qui dice viviamo in un mondo di paura straordinaria, cioè, non c'è più un mezzo, siamo o nella paura, nel terrore o nella straordinarietà, nello stupore, nel piacere. Forse è difficile, solo una considerazione da quello che abbiamo detto. Sono nato nel 1987. Io evito questa domanda. Voi per fortuna non ve lo ricordate, ma all'epoca avevamo nel mondo più di 60.000 testate nucleari armate. 60.000, erano così tante che avremmo potuto radere al suolo tutte le grandi città del mondo nell'arco di minuti. Avrebbe portato alla fine dell'umanità come la conosciamo. E di buona parte della vita. Esatto, questo è il tipo di reazione. Immagina vivere in quel momento e la gente, tu sai che ci sono e sai che è guerra fredda e sai che potrebbe capitare e la gente ti chiede ma tipo da grande cosa ti piacerebbe fare? Non lo so, tipo non morire, ti prego. Quindi quello era il mood e quindi quando poi sono arrivati gli anni 90 sembrava ma finalmente niente più guerra fredda. Sì. Ho la sensazione che ora si è passato abbastanza tempo a perdere la sensazione di quello che abbiamo tipo sfiorato e ci sono ora comunque decine di migliaia di bombe ancora armate. Tipo, sappiamo che sono puntate verso principali città, non sappiamo neanche quali. Magari sono puntate verso... Non so, non nessuno sa. Secondo me Pisa sicuro. Grazie Adriano. Ma rispetto a questo, la domanda per un esperto di addiction è questo clima generale anche per le nuove generazioni, cioè può aumentare il rischio di dipendenze, cioè questo disorientamento in generale, questo timore generalizzato sul futuro è uno dei ganci per questo tipo di problematiche? Direi proprio di sì, cioè tutti gli studi, tutte le ricerche, ma anche direi un po' una considerazione ovvia, quanto più si è nell'incertezza, tanto più ci si aggrappa a cose incerte, ma che possono, d'altra parte anche la parola dipendenza, dipendere da qualcosa in un mondo che si sfracella, paradossalmente, sto dicendo, certamente, se parliamo del gioco d'azzardo, ad esempio, nei momenti di crisi economica, paradossalmente, ma non paradossalmente, lo dimostrano gli economisti, i dati e tutto, le persone ricorrono più all'azzardo, quindi alla soluzione magica individuale, anziché all'impegno, alla costanza, alla collaborazione, alla cooperazione, allo studio e così. Perché? Perché cade un'idea di futuro, di momento nel quale potrò realizzare i miei desideri, i miei talenti, i miei sogni. Quando questo diventa offuscato, è chiaro che allora le tentazioni, certo. Pensiamo a uno slogan, anzi a un claim dei monopoli di Stato di anni fa, ti piace vincere facile. Qui ci sono tanti ragazzi e immagino gli insegnanti quanta fatica vogliano, riescano a fare per far comprendere come per realizzare i tuoi sogni nella vita devi soffrire, devi affrontare le frustrazioni, affrontare i tempi morti, aspettare, attendere e così via. E lì c'è, ti piace vincere facile, ma io sono l'unico che devo studiare l'Eneide quando è facile vincere? Questo è un tema che stiamo affrontando proprio nelle mattinate, perché anche Ric Dufer, il filosofo che è venuto la prima mattina, ha proprio parlato con i ragazzi di stare in contatto con questo senso di insicurezza, di fragilità, che è una cosa di cui solitamente non si parla. Quindi ci piace molto che l'interlocuzione con gli studenti vada proprio a toccare quello. E quindi la domanda per Adrian Fartade, che con i giovani ha molto a che fare, molto a interagire, è quali sono i contributi che possiamo dare come divulgatori, cioè come facciamo a appassionare le persone anche a stare nella fatica, nell'incertezza? Anche in base alla tua esperienza personale. Certo. Allora, io nella mia esperienza ho visto che c'è un po', da parte degli adulti dico, la sensazione di pensare che c'è qualcosa che non funziona molto più spesso nei ragazzi che nell'ambiente. E credo che in molti casi se hai abbastanza
se hai un ambiente sano e hai abbastanza pazienza e possibilità, non c'è qualcosa che non funziona, come dire, nei ragazzi che tipo spesso diciamo la generazione di oggi non è in grado di ascoltare, o quando si parla della soglia dell'attenzione. Ci sono tante cose che vengono dette riguardo alla soglia dell'attenzione o alla capacità di pensiero critico, che tantissimi adulti dicono che non hanno mai visto una pubblicazione scientifica in merito, quindi non è che lo dicono perché hanno letto dei libri a riguardo in cui hanno approfondito delle statistiche, è più una sensazione generale. E il problema con le sensazioni generali è che di solito rinforzano il bias che già ci sono. E quindi se parti già con delle idee preconcette riguardo ai giovani, ti confermeranno assolutamente quella visione, e quindi è difficile poi dopo agire per cambiare l'ambiente. Quindi secondo me parte del cercare di appassionare le generazioni giovani. Quindi, voi non avete idea di quanto noi adulti parliamo tutto il tempo di come cercare di darvi la possibilità di appassionarvi alle cose che vi piacciono. Voi ogni volta vi assicuro che tipo, voi state lì e leggete un libro o parlate in maniera appassionata di qualcosa che vi piace, da qualche parte dietro c'è un adulto che piange di gioia e dice, è Natale. Perché è incredibilmente difficile e spesso non ha neanche a che fare di nuovo con direttamente voi. Credo davvero che sia questione anche di mancanza di capacità nostra, di generazione di adulti. Io l'ho visto anche crescendo, perché poi è facile dire che, per esempio, si è fatto l'esempio della lotteria per lo Stato, ma anche voi avete presente quando su Instagram scorrete verso l'alto, quella piccola vibrazione che sentite? Scorri in giù e fa bzz, giusto? E ti compaiono nuove immagini, giusto? Avete presente? Anche su TikTok uguale, eccetera. Quella cosa è stata implementata prendendoli dalle stalle slot, dalle slot machine. Si sono accorti che quel tipo di feedback tattile, quella sensazione che se scorri verso il basso compare qualcosa di completamente nuovo, sempre, e se stai guardando qualcosa di noioso, ma scorri verso il basso, comparirà un altro contenuto. Non ti piace questo gatto? Ne abbiamo un sacco di altri. Non ti piace questo video? Prova di nuovo, tira giù, ed è esattamente lo stesso meccanismo dello slot machine. Ora, gli adulti sapevano che cosa stava succedendo e non abbiamo fatto niente. E poi gli adulti sono quelli che di solito dicono ai ragazzi: ma passate troppo tempo davanti allo schermo. No, è che sono state implementate delle cose di gioco d'azzardo che sapevamo che creano dipendenza e non l'abbiamo fatto perché è un mercato di centinaia di miliardi di euro. E quindi se la salute dei giovani, però è anche un sacco di soldi. Quindi credo che possiamo tipo parlare del problema loro solo se parliamo anche dell'ambiente, delle responsabilità che noi adulti abbiamo per creare un ambiente sano. E questo è proprio uno degli obiettivi di questo festival. Certo. Allo stesso tempo a noi piace parlare direttamente anche con i ragazzi per aiutarli a scoprire quali sono gli inganni, perché quando uno sa che cosa c'è dietro, come lo stanno manipolando, ha anche più voglia di fronteggiare il rischio. E su questo ridò la parola all'esperto, perché ci sono dei ganci particolari studiati apposta, oltre a quelli che ci ha già illustrato Adrian Fartade. Cioè, quali sono i meccanismi? Per esempio parlavamo delle scommesse sportive che sono in qualche maniera percepite come meno patologiche, no? E quindi è più facile caderci e forse agganciano maggiormente anche le generazioni più giovani. Beh sì, certo, le scommesse sportive stanno avendo un grande boom, un grande successo. Ma perché? Ma perché giocano sui valori fondamentali, l'amore verso la propria squadra, i colori della propria squadra, i propri giocatori che sono dei miti e così via. Lavorano anche, è un insieme di fattori, sulla competenza, sulla presunta competenza. Allora, se gioca quello lì sulla destra entrerà quello là, questo qui è scarso, ma se viene sostituito allora vincerò. E quindi la competenza, l'amore, la sfida, ci sono tutti gli ingredienti della tragedia greca. E quindi la sfida, l'avversario, il mio amico che scommette sull'altra squadra, l'evento.
domani sera giocherà questa partita, si sta vince tutti i giornali, poi oltretutto, come diceva bene Adrian, se tu già segui la cronologia della tua squadra, delle tue passioni, delle tue fragilità, dei tuoi interessi, tanto più riceverai notizie che confermano tutte queste cose qui, quindi l'amore, la competenza, la sfida, l'evento e anche gli amici, gli altri, e quindi a questo punto scommettere. Oltretutto c'è un'altra cosa, che piacere dà, che interesse dà vedere una partita della quale sappiamo già il risultato. Sì, fa piacere, io Italia-Germania, Italia-Brasile, le ho viste, dell'82 le ho riviste 300 volte, ma era tutto un rivivere quelle emozioni e così via. Ma è chiaro che l'emozione sta, come in tutti i giochi, nell'incertezza, perché se so già il risultato, che piacere c'è, che emozione c'è, che thrilling c'è, che thrill c'è, e quindi tutto questo. Ora, se a questo aggiungiamo anche il fatto che si può scommettere in diretta, cioè pensate al rigore per l'Italia al 90° minuto, puoi scommettere, se vinci grande baldoria, cioè, capite come tutte queste cose alimentano proprio questa emozione, questa adrenalina, poi certamente, e per cui le scommesse sportive stanno riscuotendo un grande successo. Poi quello che succede in realtà è che questo è diciamo, il meccanismo di innesto, di attrazione, per cui ti ci cali dentro e vivi con forti emozioni amplificate se ci sono dei soldi in gioco, che non sono tanto i soldi, arriverò su questo, ma poterlo fare in contemporanea, cioè in questo, capite che le barriere inibitorie crollano immediatamente. Vorrei raccontare un aneddoto che secondo me spiega bene, aggiungo una cosa, poi io scommetto sulla vittoria della mia squadra, ma poi in realtà sono trascinato in questo vortice di rifarmi, per cui scommetto chi è il primo che spellono, se ne spellano uno, che se tira un calcio d'angolo di più di quello, cioè cose assolutamente inutili, però che continuano a dare sempre più emozioni. Racconto un aneddoto che secondo me è indicativo. Una persona che io seguivo, juventino, il terapeuta deve essere neutrale, quindi era juventino, vabbè, io lo seguivo comunque, scherzo, non sono juventino nonostante io sia piemontese. C'era sembrato. Questo qui è andato anni fa a Cardiff a vedere assistere alla finale Juventus-Real Madrid, era un giocatore, io lo seguivo, ha scommesso 300 euro sulla vittoria del Real Madrid, non della Juventus. Ma come? Ma scusa, vai a Cardiff, parti lì. Segui la tua squadra. La tua squadra. No, se vince il Real Madrid mi sono guadagnato un po' di soldi e mi consolerò. Se vince la Juventus ho perso 300 euro, ma chi se ne frega? L'emozione resterà tutta la vita, il ricordo resterà tutta la vita, 300 euro sono niente, vorrei perdere. Quindi capite come si incrociano tutti quei meccanismi legati all'amore, alla competizione, alla sfida, alla giustizia, all'arbitro, trovare un nemico, c'è tutto lì dentro. Sì, questi sono ganci terribili perché uno non si sente un giocatore, si sente un appassionato di sport. Un competente. Certo. E se poi vinci? Certo. Allora, io sto facendo le domande ai nostri ospiti, ma da questo momento in poi c'è un microfono che gira, quindi alzate la mano e siamo ben contenti di avere anche i vostri spunti, stimoli, oltre che le domande anche dei vostri commenti. Quindi invito tutte le persone presenti a interagire con noi sul palco, altrettanto le persone che ci seguono da casa che stanno già cominciando a scriverci. Anche gli juventini? Anche gli juventini. Ma in questo momento... Ma ce ne sono qui? Ecco, bene. In questo momento... dico lui. Scherzo. Ecco Adrian, rispetto all'utilizzo dei social di cui tu sei molto competente, una cosa che ci sta a cuore è anche quella di non demonizzare, a prescindere, un mezzo tecnologico che certamente ha tutta una serie di ganci come quelli che hai illustrato. Allora condividiamo tantissimo questo spunto sulle responsabilità degli adulti che creano degli ambienti e poi cercano di responsabilizzare i ragazzi ad usarli in maniera consapevole o limitata, però ci sono delle modalità, degli espedienti, delle attenzioni su cui possiamo fare divulgazione per l'utilizzo consapevole dei social? Sì, assolutamente. Credo che una delle prime cose sia essere consapevoli che voi quando siete online
siete dentro come dei giganteschi supermercati dell'attenzione. Genuinamente la cosa più importante per queste enormi aziende è la vostra attenzione. Non interessa che guardate una o l'altra cosa, l'importante è che voi siete lì a guardare le pubblicità che ci sono sullo sfondo. Ora, per esempio, ci sono delle cose che potete fare cercando di essere consapevoli di quali sono i tipi di feedback che ricevete. Se vi fanno vedere contenuti che già confermano quello che pensate, una cosa che potete fare è guardare su altri tipi di fonti. Cercare di parlare con altri e farvi un'idea sulle cose con cui interagite online che sia più ampia. Un'altra cosa è usare i social è molto piacevole. E perché è fatto apposta, è incredibilmente piacevole come lo sono i dolci e mille altre cose che sono pensate apposta per cercare di stimolarti il cervello in maniera più forte possibile. Però una delle cose che aiuta di più è cercare di costruire legami sociali e amicizie e andare in spazi dove avete altre alternative. Cioè, non c'è niente di male nel restare sui social, nel cercare di guardare nuovi contenuti o altro, solo non fatevi prendere in giro e non fatevi rubare l'attenzione. L'altra cosa è che qualche anno fa, allora io mi ricordo, io lavoro su YouTube, faccio video, faccio contenuti online dal 2004 e 5, beh non c'era ancora YouTube, ho iniziato su MySpace, 2004. Che per voi era tipo circa 90 anni fa. E che in anni è come con gli anni di gatto, no? Con l'avanzamento della tecnologia di ora. Ad ogni modo, all'epoca mi ricordo che si parlava tanto di come i giovani guardavano contenuti che gli adulti non riuscivano a capire e molte delle aziende stavano cercando di trovare il modo di vendere contenuti ai ragazzi e non capivano come. Una delle cose che è cambiata molto nell'arco degli anni 10 è che si sono accorti che la cosa che i ragazzi vogliono rispetto alla TV è autenticità. Perché quando le giovani generazioni guardavano i contenuti online non sembrava vero, non sembrava autentico, genuino, non sembravano degli esseri umani veri, no? Il motivo per cui TikTok ha un successo enorme è perché poi quando scorrete i contenuti su TikTok sono persone qualsiasi. C'è qualcuno, per esempio, nel parco che sta raccontando come si sente. Se avessero postato, se noi quando abbiamo iniziato su YouTube nel 2007-2008, avessimo postato video di noi che ci lamentavamo di come vanno le cose in macchina, ci avrebbero pensato per pazzi. Non esisteva ancora tutta l'estetica che c'è dietro dell'autenticità e appena le aziende si sono accorte di questo hanno subito iniziato a investire un sacco di soldi nel fingere l'autenticità, nel fingere litigi, nel fingere tutto quanto. Tipo, c'era una cantante di cui non farò il nome, a cui la Universal ha detto: sai che dovresti fare? Interi video in cui piangi di quanto ti trattiamo male. Cosa farà la gente? Penserà: oh no, una casa discografica malvagia. Lo sanno già che siete il male. Quindi non fregava niente alla Universal stessa che qualcuno pensasse male dell'azienda in sé. Quello che interessava davvero era il meccanismo che c'è dietro nel riuscire a creare quel senso di autenticità. Ok? Quindi grandi aziende spesso cercheranno di trovare il modo di commentare. Avete visto i commenti di aziende che scrivono come se fossero persone reali? Oppure avete presente quando hanno iniziato a dire tutti amio? E usare il linguaggio. Hanno intere persone che dalla mattina alla sera cercano di capire quali sono i slang che usano i giovani per fingersi autentici. E non lo sono. È pieno di video arrabbiati che non sono fatti se non per creare engagement con voi. Quindi state molto attenti perché vogliono sembrare persone vere, non lo sono. Sono corporation, vogliono solo la vostra attenzione e soldi. Questo. Quindi non fatevi prendere in giro, siete molto più intelligenti. Infatti, tanto che ci hanno messo un decennio intero solo per riuscire a fingere quello che voi fate ogni giorno spontaneamente. Quindi voi siete 1000 volte più capaci di loro. La cosa da fare è riuscire a essere consapevoli che siete voi ad avere il potere di non farvi prendere in giro e ingannarvi. Quindi se vi accorgete che non avete legami sociali, non avete amicizie, non avete spazi e passate troppo tempo
non è che non dovete stare online perché è brutto stare, è perché può essere un modo poi in cui perdete ancora di più l'occasione di avere quei spazi sociali fuori. Quindi tutto lì. Se vi viene un applauso ogni tanto... Ma no, altrimenti lo facciamo noi a voi, perché questi sono anche i temi che valorizzano il vostro protagonismo, il vostro senso Giusto una politico. nota, ho detto Universal per dire un nome grosso, ma non era la Universal, okay? Era solo per darvi un'idea grossa, perché non so se sapete di nomi di aziende o altro. Non è riferito a nessuna azienda in particolare, tanto appunto, cioè, sono cose che valgono per tutti quanti. Grazie Adrian, e hai usato una serie di termini che io vorrei rilanciare a Mauro Croce, perché engagement, mancanza di legami sociali, la perdita dell'amicizia, la perdita del tempo, cioè da terapeuta, quali sono i segnali? E quando è che una persona si rende conto che ormai si è fatto irretire in qualche maniera? Quando una persona si rende conto, beh, quando tante cose. Comunque, uno degli elementi è quando uno cerca di darsi dei limiti e non riesce a stare entro questi limiti, per cui gioco solo 10 minuti, è stata una giornata pesante, faticosa, voglia di distrarmi un attimino. Questi 10 minuti diventano tutta la serata, diventano il giorno dopo. Oppure gioco solo, nel caso del gioco d'azzardo, molto simile, gioco solo 10 euro per le stesse ragioni, è stata una giornata lì, mi regalo qualcosa, un attimino di distrazione. E quindi quando l'oggetto, che poi spesso non è un oggetto ma è un qualcosa di immateriale, diventa la principale attività, un'attività più importante di altre, e altre attività cominciano a pagarne il prezzo, le relazioni familiari, sociali, amicali, scolastiche, tutti i tuoi sogni, tutto il tuo mondo diventa sempre più a questo punto il soggetto si inventa anche delle giustificazioni, delle storie. Nel caso dei giocatori d'azzardo, ad esempio, una delle più grosse storie che si raccontano è quella: ne uscirò quando sarò andato a pari. Quindi gioco per rifarmi del denaro perso, e questa è una trappola micidiale. Però si parlava di addiction, di dipendenze. Voglio dire che usiamo molto il termine addiction, ma non è per darci delle aree da tu vuoi fare americano. Il termine addiction è preferibile al termine dipendenza, che addiction deriva dal latino addictus. L'addictus era colui il quale nasceva libero, ma a causa del suo comportamento si rendeva schiavo, cioè quindi contraeva dei debiti e quindi diventava schiavo di un altro che aveva anche diritto della vita, ovviamente preferiva sfruttarlo anziché ucciderlo. Quindi è il rendersi schiavo, no? Quindi, mentre invece il termine dipendenza, noi siamo dipendenti da tante cose, siamo dipendenti dall'aria che respiriamo, da relazioni, da affetti, da cose, anzi nasciamo dipendenti da tutto, il bambino è dipendente, il bebè dalla mamma, da tutti, andando avanti la nostra vita è più verso l'autonomia, l'interdipendenza, e poi ahimè quando diventiamo anziani rischiamo di ritornare dipendenti. Quindi il concetto è quello di addiction. Se posso, perché quando si parla di addiction bisogna considerare tre aspetti che già Adrian in un certo senso ha introdotto, no? Noi vi sono tre aspetti, cioè c'è l'individuo con le sue fragilità, con i suoi problemi, col suo momento particolare che sta vivendo, oppure con le sue forze, con le sue c'è il contesto nel quale questa persona vive, la famiglia, gli amici, la scuola, le relazioni, lo sport, e poi c'è l'incontro con una sostanza o un oggetto, il gioco, che ti dà delle emozioni. Allora, la dipendenza, l'addiction, non dipende da una sola di queste variabili, ma dipende da come queste tre si incrociano. Noi abbiamo la tentazione di vedere sempre solo una variabile, e per cui, ad esempio, l'inventore del concetto di addiction, Benjamin Rush, nel 1700 e basta, il quale ha individuato l'alcolismo, problema drammatico negli Stati Uniti d'America, la sostanza, togliamo la sostanza, abbiamo risolto il problema.
proibizionismo. Abbiamo visto i problemi che ne sono derivati. Ora adesso tanti genitori mi parlano, mio figlio sta attaccato tutto il giorno al computer e lì il papà gli tolgo il computer. No, perché creiamo una tragedia. Spesso è solo l'unico elemento che questo ragazzo in alcuni casi ha con il mondo o con altri e così via. Quindi la tentazione è quella di risolvere il problema esaminando una sola variabile. Dobbiamo considerarle tutte e tre insieme, per cui e non sono nemmeno le ore, e non sono nemmeno le ore. Posso andare... Quando Internet Addiction ne ha parlato per la prima volta Ivan Goldberg, che era uno psichiatra negli anni 90, il quale a un congresso scientifico inventò, ho detto, prendo in giro un po' i miei colleghi, sapete che adesso c'è l'Internet Addiction e così via, no? Fece un successo clamoroso, ma lui stava scherzando su questa cosa qui. E allora poi hanno cominciato gli studi e tutte le attenzioni, tutta la preoccupazione era sulle ore spese. Sulle ore spese. Kimberly Young fa il primo test sulla dipendenza da internet, le ore spese, eccetera. Quindi 2, 3, 4 ore è una tragedia. Adesso siamo H24, cioè con gli smartphone. Cioè, e quindi è cambiato tutto. Quindi dobbiamo ragionare su queste tre variabili, l'individuo, la sostanza, il potere della sostanza e anche il contesto. Sì. Perché l'addiction... E concludo, l'addiction è spesso la risposta sbagliata, tragica, a un problema vero. Questo sta emergendo sempre di più nei nostri incontri. Parlare di complessità, di cambiamento costante, di responsabilità scientifica anche nel non guardare le questioni da un unico punto di vista è una delle tue specialità. E quindi ti ripasso la palla. Sì, condivido assolutamente, aggiungerei anche che quando si dice che siamo online 24 ore sembra un modo di dire, perché penserete, io non sono online 24 ore perché dormo, faccio altro. No, sì, voi no, nel senso fisicamente, digitalmente una versione di voi è sempre online. La gente interagisce con voi, quella parte digitale di voi, anche voi anche se non ci siete, esiste in quello spazio. Ci sono algoritmi che consigliano cose in cui reagisce autonomamente. Per esempio, una volta che create un contenuto, quel video di voi ha una sua vita in cui crea altri tipi di interazioni e quando voi ritornate vi aggiornate sullo stato della vostra versione digitale. Ed crea un tipo di relazioni parasociali con la nostra immagine che ci siamo creati e in cui è molto facile poi perdersi e creare tutta una serie di aspettative su questo tipo di relazioni. E giusto per tornare, mi dispiace che mi trovo a parlare sempre un sacco male delle aziende, ma eccoci qui, capitalismo. Voi avete mai sentito parlare di fuzz, peach fuzz? No? Allora, preparatevi per i prossimi anni. Durante la pandemia, quello che è successo è che tutto il reparto cosmetico, tutte le aziende che si occupavano di vendere a ragazze, specialmente a ragazze insicure, cosmetici in quantità enormi, non potevano più contare così tanto su quelle vendite perché, le ragazze quando non dovevano uscire si truccavano molto meno. E quindi si sono dovute inventare di nuovo cose diverse. E si sono inventate... spendendo un sacco di soldi, senza dire che sono pubblicità, la skin care routine, spendendo una marea di soldi. C'è qualcuno di voi che su internet ha visto skin care routine? Specialmente le ragazze l'avranno visto perché sono... Però appena ti iscrivi come ragazza sei bombardata con queste cose. Sì, tipo appena finita la pandemia, che è ritornato, hanno iniziato di nuovo, ora tra l'altro è tornato, l'idea di questi corpi che sono irraggiungibili, di un'estetica che è completamente irraggiungibile. E loro si sono sempre detti, negli ultimi 2 anni, ma no, ora poi stiamo puntando verso una cosa in cui è tutto molto più naturale. Quel tipo di insicurezze e quella sensazione che se solo fai X o Y riuscirai a raggiungere, crea una sensazione per cui vorrai sempre stare a essere aggiornata su quelle che sono le novità di skincare o altro per non sentirti brutta. E Peach Fuzz, per esempio, sta guadagnando un sacco di terreno perché all'improvviso si sono accorti che potevano vendere un sacco di prodotti creando una nuova insicurezza per le ragazze.
Cioè facendo vedere, per esempio, ragazze che mettevano una crema in cui dicevano io per togliermi la peluria sul viso, quella appena invisibile, uso questa crema. Non hanno detto dovresti toglierla, hanno semplicemente detto io ovviamente uso questa crema per toglierla, ma voi potete usare un'altra. In un linguaggio che è stato fatto dalle aziende e dato ai creator online per apposta creare la sensazione dentro le ragazze che se non lo fanno c'è qualcosa che non va in loro. E quindi è pieno dietro di contenuti che sono fatti in modo che sembrino più autentici possibili, perché c'è la sensazione, e questa cosa per molto tempo negli anni scorsi veniva detta come per essere consapevoli online devi pensare in modo critico, razionale, ma noi non siamo computer, siamo estremamente emotivi come animali. E quindi quanti di voi hanno fatto progetti a scuola o hanno sentito parlare del problema delle fake news? Giusto? E le fake news, ok, sono un problema, è pieno di false notizie là fuori, ma non avete idea di quanto è problematico il modo in cui vengono comunque assorbite le notizie vere. Solo perché è vero non significa che non è comunque assorbito in maniera molto emotiva. Ognuno si prende notizie, solo quelle notizie che, ok, sono vere, ma solo quello che ti interessa e lo usi nel modo in cui ti interessa. E quindi sì, credo che noi abbiamo sottovalutato da adulti quanto queste mega corporazioni hanno cambiato i social consapevoli di quello che facevano senza avere la minima resistenza da parte degli altri adulti. Con un'espansione molto rapida in cui sapevano che noi, e anzi i più grandi, quelli che erano a capo di stati, leggi, eccetera, non erano pronti, non erano in grado di capire i nuovi mezzi. E sono il stesso tipo di persone che quando erano giovani loro, negli anni 70, si ritrovavano aziende che dicevano che forse non era così drastico il problema del piombo nella vernice. E insomma, sì, c'è stata qualche pubblicazione scientifica che mostra che ci sono problemi per lo sviluppo del cervello perché c'è il piombo nella vernice in cui passa l'acqua, ma quanto sarà così grave davvero? E il DDT, davvero vogliamo toglierlo? E l'asbesto poi alla fine. Quanti morti ha davvero? Cioè, se aspettiamo, non è che l'approccio per le leggi è stato dire, diciamo alle persone di non mangiarsi l'Eternit. No, abbiamo tolto l'Eternit. Quindi non bisogna togliere i social, ma l'idea che possiamo lasciare che grandi corporation facciano qualsiasi cosa vogliono con le menti dei ragazzi è fuori di testa per me. E appena nomini questo c'è sempre molta resistenza perché viviamo all'ombra appunto di un secolo e mezzo di turbocapitalismo molto intenso in cui l'unico obiettivo è cercare di creare valore e avere un lavoro. E infatti molti di voi probabilmente avranno già sentito questa cosa già da scuola o altro, che tutto il vostro futuro è che lavoro farai. E quindi sì, ansia, un sacco di ansia. In cambio però per fortuna ci sono un sacco di gatti nel mondo, quindi se li vedete coccolateli perché insomma. Abbiamo una domanda dal pubblico. Sì. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo fare così una domanda, una sottolineatura, una domanda ad Adrian. Sì. Siccome lui si è presentato come YouTuber, volevo sapere se conosce l'età dei suoi followers. Noi qui siamo ragazzi, i nostri ragazzi sono di terza e quarta superiore, se ci sono ragazzi di questa età che la seguono. Poi un attimo, perché altrimenti... No, sì. Ok, anche ascoltare è un'abilità. Allora, un'altra cosa che volevo sottolineare è questa. Siccome abbiamo parlato di affidabilità, e tra le 8 competenze europee che i nostri ragazzi devono durante le scuole superiori appunto curare, c'è anche quella di diventare persone affidabili e di saper valutare che cosa è affidabile. Siccome ho sentito vari interventi di varia natura, un po' spot, diciamo così, mi chiedo, ma lei per essere una persona affidabile nel suo canale YouTube, come si prepara? Ah, ottima domanda. Non ho finito. Ha ragione. Ho anche una domanda per il dottor, mi sfugge il nome, Mauro Croce, ecco appunto. Quando ha parlato appunto dei punti essenziali tra cui l'orario,
Leggevo ultimamente nel giornale, perché ha detto che parliamo di sostanza, individuo, sostanza e poi tempo, no? Il Contesto. tempo, contesto. Beh, io mi riferisco al tempo e all'orario che i nostri ragazzi dedicano. Allora, nel ponte qui di Carnevale, diciamo così, martedì grasso, poi io ho parlato con i miei alunni in maniera molto spensierata e qualcuno è arrivato a 11 ore durante i giorni di vacanza di cellulare, TikTok, queste cosette qua, insomma, ecco. Alcuni lo guardano di notte e quindi di mattina in classe dormono perché sono stanchi. Quindi io penso che valutare l'orario e porre dei limiti all'orario sia una cosa importante. Leggevo sul giornale che adesso stanno progettando o riprendendo una proposta di bloccare dei social come orario notturno. Non so se sarà possibile, non credo, però secondo me anche le ore che i ragazzi stanno sul cellulare soprattutto è importante e spesso dannoso. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Ci interroghiamo per primo? No. Prego, almeno. Per età? No, io ero qui che stavo pensando cosa rispondo, ma m'ha fregato. Si vede che lui è uno YouTuber, è molto più veloce di me. Il tema dell'orario, cioè del tempo trascorso, del resto il dottore aveva segnalato subito in anteprima quanto fosse sia un tema importante, siamo d'accordo tutti. Il problema è che cosa facciamo, perché è facile dire che questo è un problema, è facile che stanno tutta la notte collegati, è facile dire tutto così, ma cosa facciamo? Ecco, noi comunità educante, non abbiamo ancora risolto questo problema, per cui navighiamo tra il proibizionismo, non si tocca sino all'età di 14 anni. Sì, ma fuori dalla scuola, cioè proibire spazi o età, oppure, vabbè, pazienza, lasciando alle famiglie questa scelta, sapendo che non tutte le famiglie sono in grado di gestire questa questione, sapendo che le famiglie sono soggette a pressioni diverse e così via. Io credo che dobbiamo risolvere questa cosa, dircelo chiaramente, tra proibizionismo, non si usa fino all'età di 14 anni, e educazione. Allora, io sono sull'educazione. Tisserand, ad esempio, che è uno studioso francese che da tempo si occupa di queste questioni, ha scritto questo straordinario libro, Apprivoiser les écrans, addomesticare gli schermi, è 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Cosa fare con un bambino di 3 anni, con un bebè? Non si usano. Cosa fare tra 3 e 6 anni? Il genitore può vedere determinate cose, cioè quindi il problema del prendere consapevolezza di questi strumenti gradualmente, perché niente ci dice che tra i fautori a 14 anni, chi ha 14 anni sono molto diversi tra me e Adrian, ad esempio, per le nostre famiglie, per la nostra evoluzione, cioè c'è chi a 14 anni, a 12 anni è già in grado c'è chi non lo è a 14 anni. Quindi io credo che la soluzione sia quella dell'educazione. Posso dire che tra le varie esperienze che abbiamo, anche per essere sul concreto e non solo in maniera astratta parlare, ad esempio l'esperienza che noi facciamo, quella del patentino per lo smartphone, cioè lo smartphone non è un qualcosa che tu hai per diritto di nascita e quindi ne hai diritto, ma un qualcosa che tu ti conquisti, ti guadagni e quindi c'è un'età giusta, dovrai fare un corso, dovrai seguire, che fa la scuola, dovrai seguire delle lezioni, capire, eccetera, eccetera, superare un esame, così come il motorino. Il motorino è la cosa più bella del mondo, via, vado in giro per il mondo, però ci sono delle regole da conoscere, c'è un'età, ci sono delle regole da rispettare e se non le rispetto rischio di perderlo. Dopodiché c'è un patto, questo è il punto fondamentale, il patto educante tra genitori e figli. Questo patto significa che per avere il patentino dello smartphone devi sottoscrivere
tu e la tua famiglia questo patto, il che significa la notte non si usa, ad esempio, semplicemente, e così via. Dopodiché ecco, questo è un esempio di come una comunità educante, la scuola, la famiglia, le strutture sanitarie, così, si prende una responsabilità rispetto a... perché adesso non c'è un qualcosa che dica, la singola scuola dice non entrano in classe con, quell'altra scuola non sa cosa fare, la singola famiglia non sa cosa fare. Le domande, le questioni che ha posto la professoressa sono centrali, è vero, però non possiamo vedere solo l'ora, dobbiamo costruire attorno a questa un'educazione a. Le esperienze dei patentini, fra l'altro a differenza del patentino per il motorino, coinvolgono anche proprio la comunità educativa. Assolutamente. E stabiliscono dei percorsi anche per gli insegnanti e per i genitori soprattutto. Grazie Mauro Croce. Adrian Fartale. Sì, no, tra l'altro aggiungo solo una piccola cosa, ci sono un sacco di casi per esempio di situazioni in cui i ragazzi hanno magari situazioni familiari molto difficili, in cui se quello è il modo in cui possono gestire le sensazioni di ansia che hanno e tolto una cosa che può aiutarli a gestire le emozioni che hanno, se non c'è un ascolto intorno, se non c'è null'altro, non è detto che semplifichi le cose. Quindi ho visto per esempio ragazzi che a cui sono semplicemente stati tolti i cellulari, che poi sono finiti in depressione perché si sentivano nei momenti in cui tutti gli altri socializzavano, dopo la scuola, la sera, giocavano online, stavano online, loro non potevano esserci. E quando non hai legami sociali in una fase adolescenziale in cui sono così critici, toglierti dagli spazi dove ci sono tutti gli altri ragazzi, non è senza conseguenze. Sì, assolutamente. Quindi sì, non è scollegato quello che succede nella stanza da letto con tutto il resto, specialmente quando la tua assenza poi dopo, il giorno dopo, significa che tutti gli altri parleranno delle discussioni e delle cose che sono successe online e tu non c'eri. Quindi sì, c'è questo. Ora, per quanto riguarda le domande, intanto grazie delle domande, il pubblico che mi guarda in realtà sono più persone dai 40 anni su rispetto a quante ce ne sono dai 20 anni meno che mi seguono sul canale, e questa è tra l'altro una delle cose, uno dei fraintendimenti molto deliziosi per me, è che ci sono un sacco di iniziative in cui si parla del problema di molto giovani riguardo online, quando è pieno di persone adulte che stanno tantissimo tempo online e hanno comunque problemi di stare tanto dietro social o altro. Quindi chiunque di voi ragazzi giovani, ora lo so che dico una cosa molto vecchia, ma vi ricordate di Facebook? Quanti di voi sono rientrati su Facebook e hanno visto tipo persone molto anziane e scrivere cose assurde e dopo 5 minuti hanno detto no, non ce la faccio? Giusto? Quindi sì, non è che gli adulti non hanno problemi con i social e credo che molti non... È un paese per vecchi. Mamma mia, davvero. Ci sono la quantità di buongiornissimi. Comunque, per quanto riguarda invece l'affidabilità, è una cosa molto critica perché è molto difficile in una sensazione in cui online cerchi di capire esattamente quella che è l'opinione generale molto veloce e quindi molti guardano i commenti prima ancora di guardare il video. Vi è mai capitato quando guardate qualcosa su TikTok di controverso? Guardate subito i commenti istintivamente, giusto? Perché volete vedere cosa pensa la maggior parte delle persone. Perché come animali questo istinto ci aiuta a essere protetti al sicuro. Vuoi capire da che parte va il gregge, vuoi capire la maggior parte delle persone come la pensa. Perché non è così scontato essere sicuri che hai ragione tu. Se vedi che la stragrande maggioranza delle persone la pensa in modo diverso, non è così facile avere a che fare con quella sensazione. Quindi quello che cerco di fare nei video che faccio su YouTube è cercare di spiegare e lasciare dietro e reagire e commentare, essere presente nella sezione di commenti in modo da dare punti di vista diversi in un senso o nell'altro. Quindi a chi commenta in una direzione gli do la posizione bilanciata, non tipo opposta per forza, ma semplicemente per espandere il punto di vista, fargli vedere che le cose semplificate non sono semplici, sono semplificate.
Se io spiego una cosa in 10 minuti, che è molto complessa, non la rendo semplice, la rendo solo semplificata e cerco di dare tutti gli spunti, per esempio, di pubblicazioni scientifiche, di far vedere come non lo sappiamo, molto spesso è molto interessante, ma istintivamente vogliamo solo avere la certezza, la gente vuole subito vedere l'immediato. E ultima cosa, e lo dico anche per gli adulti, perché tipo vale per tutti noi, fateci caso, quante cose che avete visto o assorbito sui social nelle ultime giornate sono più vecchie dei ultimi 2-3 giorni massimo. Per la maggior parte dei contenuti che noi fruiamo tutti i giorni sono le ultime 24 ore. Siamo bloccati come criceti in un loop continuo di attenzione forzata su solo il presente e non c'è profondità di tempo. Sul vostro cellulare ora potete tranquillamente scaricare tutti i libri gratuitamente di Tolstoi e leggerli. Tutti. E non lo farete mai perché c'è la sensazione che è molto più importante capire quello che succede ora ed è per design, non è per sbaglio, è fatto apposta da quando negli anni 80 alcuni si sono accorti che potevano fare telegiornali che non finivano mai, perché se facevano e non c'erano questa cosa, non c'era, se facevano canali TV che poi sono diventati ora presenti anche sui social e in cui ti dicono continuamente breaking news, questa cosa è urgente, devi saperla, il mondo potrebbe finire. Hai la sensazione che devi sapere quello che succede. E tutto è dramma, tutto è dramma. E lo dico da, tipo, il tuo cantante preferito che ha detto una cosa che non ci crederei mai, fino a guarda cosa è successo con questa guerra. E la maggior parte delle cose ti danno la sensazione che se tu non sei lì presente, ora potresti avere conseguenze reali sulla tua vita immediata. E quindi come fai? Cioè, arriva l'adulto che ti dice, ma stai meno sul cellulare. E la tua parte del cervello ti dice, tu muori se non sai quali sono i pericoli. Giusto? Immagina essere in una caverna e là fuori c'è una tigre che vuole mangiarti. Ci sono gli altri che con delle frecce puntate verso te che esce dalla caverna. E c'è un tuo amico che dice, ma la smetti di guardarti sempre fuori dalla caverna per vedere chi c'è? Ma rilassati, fai una passeggiata, prendi del sole. E tu pensi, muoio, è letteralmente pieno di cose che possono uccidermi. Noi abbiamo milioni di anni come mammiferi alle spalle di evoluzione in cui siamo incredibilmente pronti a reagire in caso di pericoli. E vivendo in una situazione in cui sei bombardato di stimoli per dirti è molto importante che tu sia al corrente di tutto quello che succede, quando arrivano voci di no, ignoralo. Sembra folle, sembra completamente insensato, specialmente perché gli adulti potrebbero pensare vabbè, ma non è che quello che ha detto il cantante significa morte e vita rispetto a, che ne so, le cose davvero importanti. Ma quando sei adolescente e quando tutta la tua vita dipende dalla tua interazione sociale, dalla figura di merda che puoi o non puoi fare domani, e se la persona che ti piace avrai una scusa per parlare o no, o essere in quel gruppo, conta molto di più. Quindi gli adulti fanno spesso molta fatica a entrare nella mente degli adolescenti di quanto essere sul pezzo di quelli che sono gli argomenti di cui si parla fa la differenza in tutti i sensi. È facile dire, ma no, leggiti Tolstoi. Vedi domani quante amicizie farai a scuola. E vorrei tanto che fosse figo, vorrei tanto che si potesse parlare di libri, della storia del pensiero, vorrei non vivere come i criceti, ma viviamo in una gigantesca ruota di criceti fatti da generazioni di adulti che sapevano benissimo che mondo creavano e non è facile rompere questo schema. Ma sappiate che se riuscite, se qualcuno di voi si mette lì e legge, avete tutta la mia stima. Giuro, è una delle cose più punk, ribelli e spaventosamente belle che potete fare. Create un corso di lettura, create un gruppo in cui ognuno legge una sola pagina di qualcosa di figo che ha letto ultimamente e portate con voi una persona single. Fate un gruppo, ognuno deve portare qualcuno che non conosce. Bellissimo, bellissimo. Volete essere ribelli e mandare a quel paese tutte queste aziende? Avete tutta la mia stima, vi prego fate. C'è un'altra domanda dal pubblico? Buongiorno, rivolgo questa domanda in realtà a entrambi.
perché mi sembra di aver capito che comunque una insomma, delle cose più importanti che insomma, ci portiamo a casa da oggi è che è importante promuovere le relazioni sociali, giusto? E allora questa riflessione parte dal fatto che secondo me ci troviamo in un contesto dove a livello istituzionale comunque servizi che diano una copertura ce ne sono, soprattutto insomma, nel territorio veneto o comunque anche dove ci troviamo noi ora, ma forse sono venuti anche un po' meno certi contesti aggregazionali rispetto a una volta. Penso per esempio ai nostri genitori o ai nostri nonni che avevano un po' l'oratorio come punto di riferimento, comunque contesti di questo tipo. E quindi vi chiedo, secondo voi chi dovrebbe prendersi la responsabilità di rendersi promotore di certe modalità di aggregazione? Perché a volte ho la percezione che comunque famiglie e scuole, prendendo queste due grandi categorie, un po' rimbalzino a vicenda, no? Le responsabilità di chi deve fare cosa, e quindi viene meno la componente di chi è che promuove la socializzazione ai ragazzi, soprattutto per chi magari non ha la possibilità o il modo di frequentare attività sportive, quindi vengono meno contesti di quel tipo. Non so se sia una domanda troppo vasta, ma magari nel tentativo di rispondere sarebbe interessante capire chi effettivamente potrebbe un po' prendere in mano la situazione odierna. Grazie per Grazie. Vi dico solo che tipo nei Stati Uniti ci sono posti dove stanno facendo il curriculum e le valutazioni del curriculum e colloqui a bambini di 3 anni per capire se è l'asilo giusto per te, perché vogliono prendere solo quelli più bravi e quindi questo perché lo menziono solo per dire, immagina tra l'altro il colloquio, qui c'è scritto che per un quarto della tua vita non è neanche camminato. Quindi, e noi viviamo all'ombra della rivoluzione industriale in cui è stato inventato il modo di pensare alla scuola come la intendiamo oggi, che serviva sostanzialmente per avere una classe di lavoratori abbastanza grande, per avere tanti che sanno leggere, non mettere il dito qui, e abbastanza che erano quelli che facevano più studi per gestire tutti gli altri. Ed era una piramide che era fondamentale ed era chiaro dai tempi di Adam Smith, che serviva per mantenere il capitalismo come lo intendiamo. Ora, all'epoca era anche chiaro che tutto quanto poteva funzionare ancora di più, potevi produrre molto più valore per le aziende se tutta la tua vita era dedicata solo a quello. E per riuscire a fare questo non è che potevano fare come nel Medioevo in cui ti dicevano tuo padre era un calzolaio, quindi scopri che lavoro farai tu, calzolaio. No, però potevano dirti tu devi specializzarti così tanto da fare quello e quello diventa la tua vita. E quindi la scuola è nata con lo scopo di preparare i ragazzi a produrre valore per le aziende. Quello. Poi ci piace dire in realtà... No, aspetta. E la scuola ha preso un sacco di altre cose, che erano le cose culturali importanti, che erano i riferimenti che sono venuti fuori dai pedagoghi, specialmente per la Chiesa in Italia e tanti altri, che erano il modo di educare. Facciamo uguale per entrambi. Quindi, ecco. Quindi la scuola ha preso un sacco di obiettivi, ci sono state grandi riforme che sono arrivate dopo, ma nell'Ottocento l'obiettivo era avere persone che sanno leggere e l'obiettivo era creare persone che possono poi dopo entrare in una situazione di lavoro, tanto che era proprio, l'abbiamo arrivato fino a noi, l'idea di devi guadagnarti da vivere, che è una cosa terribile se ci pensate per più di 3 secondi, perché nessuno dovrebbe guadagnare da vivere, dovrebbe essere un diritto per tutti poter avere accesso alle cose che ti servono per sopravvivere. La tua vita non dovrebbe dipendere dal fatto che puoi o no guadagnare. Ma il punto per quanto riguarda i spazi è che la scuola viene vissuta ancora come il posto dove deve succedere l'educazione in maniera molto più isolata di quanto non dovrebbe essere. Ci sono tante iniziative ed è fighissimo, per esempio il Veneto è assolutamente, sono pienamente d'accordo, pieno di iniziative belle in questo senso, ma credo che sarebbe molto più, possiamo continuare a spingere un'idea in cui la scuola è parte di un ecosistema più grande, in cui possiamo passare da un modello che abbiamo ereditato, che è molto industriale, di produzione a catena di lavoratori, a un modello molto più agricolturale, come uno dei più grandi pedagoghi vissuti nel Novecento, che è Robinson, raccontava di come fondamentalmente se noi passiamo a un modello in cui
abbiamo la possibilità di creare ambienti in cui i ragazzi possono scoprire quello in cui sono bravi, quello che amano fare, può nascere qualcosa con tempi diversi, in modi diversi, che non è solo puntato a che tipo di valore potranno produrre sul mercato. Ed è molto difficile fare questa transizione, perché poi dopo la maggior parte dei ragazzi poi quando arriveranno poi verso gli ultimi anni della scuola si sentiranno dire sì, però poi dopo come ti paghi l'affitto? Ed è il motivo per cui la maggior parte non andranno verso facoltà che vengono reputate non abbastanza spendibili sul mercato. Non importa quanto ti piace fare quello. E se tu finisci un percorso scolastico e la scuola ti dice esplicitamente questi sono i lavori spendibili per poter fare parte di questo mercato, è troppo poco secondo me. Perché mentre noi ci preoccupiamo di quanto tempo passare davanti ai cellulari, nell'arco dei prossimi 4-5 anni potremo avere intelligenza artificiale generale. E il mondo non sarà mai più lo stesso. E tipo ho la sensazione che noi ci preoccupiamo di quanto impatto hanno, che ne so, i treni, mentre compaiono gli aerei. E il mondo sta per cambiare così tanto che nei prossimi anni vedremo robot umanoidi in giro con intelligenza artificiale, e non possiamo ancora pensare alla scuola come se fossimo nell'Ottocento. Adesso ridiamo la parola anche alla professoressa. Prima chiedo alla ragazza che ha posto la domanda se è soddisfatta di quello che sta stimolando, perché l'ho vista annuire. Adesso facciamo arrivare il microfono. Stavo dicendo, apre molte riflessioni, perché la domanda era sulle responsabilità, cioè chi ce l'ha le responsabilità di facilitare le relazioni di cui ci parlate tanto, corretto? Sì, corretto, ma anche perché a livello di società viene quasi spontaneo, diciamo, delegare questa responsabilità alla scuola, però mi rendo conto, o comunque anche, insomma, ho avuto modo di studiarle certe cose, che chi poi esercita la professione in realtà si trova all'interno di un contesto normativo che ti dice esattamente cosa fare, quindi quello che poteva essere un ottimo contesto entro cui coltivare le proprie passioni, crescere, in realtà diventa forse un luogo dove bisogna semplicemente spuntare una serie di obiettivi che vanno raggiunti, ma proprio in termini di obiettivi che vengono imposti dall'alto, dall'Europa, poi che vengono calati nel contesto italiano, e quindi secondo me si perde proprio all'interno delle scuole questa componente, nonostante sarebbe uno dei contesti più protetti e più fertili in cui coltivare relazioni. Questo era un po', proprio su questo verteva la riflessione, che forse le scuole non sono più vissuti come tali, ma come un luogo dove bisogna andare in quelle ore prefissate, e si spera di vedersi fuori, però poi in realtà non siamo ancora abbastanza grandi per vedersi, e quindi secondo me si entra in un loop un po' tossico, nel senso che comunque le relazioni effettivamente vanno coltivate, però nelle ore fuori dalla scuola non si è abbastanza grandi per farlo, e quindi si diventa un po' vittimi di questo uso spropositato dei social. Grazie comunque per l'intervento. Sì, era appunto la riflessione di Adrian, recuperava le origini di questa tendenza. Se la professoressa ha ancora un attimo di pazienza, diamo la parola anche a Mauro Croce per la risposta alla stessa domanda, cioè di chi è la responsabilità di crearci a noi ragazzi le occasioni di relazione di cui gli adulti tanto ci parlano e tanto ci raccomandano. Oh mamma mia, no, la questione della socializzazione ovviamente è importante, ma io sposto l'asse, il problema non è tanto la mancanza di socializzazione, che è un problema di sport, di tempo libero, di passione, eccetera. Io credo che il problema sia anche l'incapacità di stare soli. Io quello che vedo nei ragazzi, nei bambini, l'incapacità, cioè il bambino che è solo è una preoccupazione per la mamma, non sta facendo niente, bisogna fargli, cioè riempire allora il corso di chitarra, il corso di francese, il corso di danza, eccetera, per riempire. Adesso Adrian dirà che è un modello capitalista, possiamo discutere su questa cosa qua, però
Allora, l'incapacità di stare soli, la noia, il vivere la noia è uno degli elementi, diciamo, fondanti della nostra esistenza. Il trovare soluzioni, il parlare con noi stessi. I ragazzi di oggi fanno molta fatica a fare questo. Ecco quindi che ci sono ore e ore trascorse, perché poi anche la variabile ore trascorse, uno dei più grandi studiosi di addiction al mondo, Griffith, dice una cosa molto giusta, non è tanto il tempo che si spende ma è se questo tempo impoverisce o arricchisce. Se un ragazzo di 10 anni perde 10 ore al giorno a suonare il violino, cioè possiamo dire è un problema perché suona 10 ore, sì, rinuncerà ad altre cose, d'accordo, però si sta arricchendo. Se queste 10 ore invece sono spese a girovagare dietro tutti questi social, eccetera, eccetera, no, ma non è un giudizio di valore sul tempo sprecato anziché fare altre cose, perché è un tempo proprio che non arricchisce il soggetto. Io credo che sia un po'... Ma quelle comunità, ci sono alcune comunità sperimentali che stanno lavorando sulla dipendenza da nuove tecnologie, che lavorano sull'horror vacui, sul senso del vuoto, cioè quindi oggi stiamo una mattinata a non fare nulla, a girare per questo bosco, senza parlare, ed è un terrore tremendo per le persone, perché giustamente lui ha parlato di attenzione, sull'attenzione, l'economia dell'attenzione. C'è un libro di Wung, The Merchants of Attention, i mercanti dell'attenzione, quanto più io ho continuamente l'attenzione stimolata da suoni, colori, immagini, eccetera, eccetera, tanto meno sarò impoverito quando non avrò stimoli. Lui diceva leggete Tolstoi, ma certo, ma chi si mette a leggere Anna Karenina? Che sono libri che hanno cambiato l'esistenza di alcuni di noi. Chi si mette a leggere la Recherche di Proust, un ragazzo di 18 anni, credo sia il caso di avere una consultazione psichiatrica, un ragazzo, sto ironizzando ovviamente, no? Però è anche in questo spazio vuoto che che i ragazzi soprattutto non tollerano, ma non è una colpa loro, è una cosa di questo modello per cui tutto è pieno. E allora se io non riesco a stare solo con me stesso, a parlare, noi siamo una moltitudine, no? L'ha detto Whitman, l'ha detto adesso anche Bob Dylan, no? Dentro di noi, e dobbiamo parlare. Se questa moltitudine mi fa paura, ecco allora che devo creare qualcosa, l'emozione, la sfida, la violenza, le droghe, eccetera, eccetera, per sfuggire da questo senso di sofferenza. E questo è un messaggio interessantissimo, perché oltre allo stimolo alla socialità, i nostri esperti ci stanno dicendo che c'è anche la possibilità, anche per persone molto giovani, di entrare in contatto con quella parte di noi dove magari c'è un vuoto, dove c'è un po' di inquietudine. Fra l'altro su questo invitiamo tutti voi, anche le persone che ci seguono da casa, a rivedere il primo incontro di questa edizione, dove abbiamo avuto un filosofo che ci ha parlato esattamente di questo, cioè di quello spazio di vuoto, anche di angoscia, con cui non riusciamo a stare, e quindi chi vuole fare di noi in qualche maniera elementi di un mercato conosce bene questa fatica di stare fermi lì e ci propone stimoli continuamente. Questo è anche uno dei meccanismi dell'addiction, corretto Mauro Croce? Ovviamente, cioè una persona che ha una dipendenza in qualche maniera cerca di rispondere in maniera compulsiva non tanto al sogno di diventare ricco quanto al bisogno alla fatica di restare in quel silenzio. A riempire dei vuoti e a dissociarsi, uscire dalla dimensione della noia, della frustrazione, dell'afflizione, dell'inutilità, del senso dell'esistenza alla fine. Fuggiamo questo. Ancora un commento su questo tema da parte di Adriano? Io penso che una delle cose che aiuterebbe di più non è, cioè ovunque faccio progetti nelle scuole, ormai lo faccio da tipo qualcosa come 13 anni, trovo persone incredibilmente brave, professori e professoresse che sanno fare cose spaventosamente belle per coinvolgere i ragazzi, scuole che hanno progetti straordinari, cioè la ricchezza di talenti che abbiamo ora in Italia, di persone che sanno benissimo come coinvolgere i ragazzi, è enorme. Il problema è che sono sottopagati e con classi che sono enormi e con sovrastrutture in cui non possono avere molto margine. E quindi tipo è facile poi pensare come possiamo migliorare le scuole pensando a aggiungiamo questo o togliamo questo o facciamo un giardino con un albero più grosso. In realtà diamo molti più soldi agli insegnanti. Vedi come cambiano le cose. Dai uno stipendio agli insegnanti che è il doppio.
dai rispetto nella società alla figura dell'insegnante. Vedi come cambiano le cose. Dai classi contenute, numeri che possono essere gestibili, dai tempo. Fai lezioni ai genitori, perché è facile poi dopo insegnare la grammatica italiana ai ragazzi, poi dopo i ragazzi tornano a casa e i genitori non usano mai il congiuntivo perché è una parolaccia. Cioè, dai tempo, ma perdi anche tempo. Assolutamente. Non dobbiamo fare questo programma che entro, ma perdiamo anche tempo. Certo, cioè, c'è una discussione in vari paesi nel Mediterraneo ora, perché sono quelli più colpiti da questa cosa per lunghe storie che non sto a approfondire, ma per esempio molte ragazze in Italia hanno infezioni urinarie, molto più spesso perché si sentono molto più in difficoltà a alzare la mano e andare al bagno. Perché se vieni educato in modo diverso e nella nostra società abbiamo un sacco di discriminazione e sessismo in maniera strutturale, poi succede che il modo in cui ti senti quando ti alzi in piedi davanti alla classe e devi andare al bagno magari la seconda volta è molto diverso se sei ragazzo o no. È molto diverso in base al colore della tua pelle, in base a come sei socializzato in quella situazione, in base al tuo orientamento sessuale. Fa tanta differenza. E succede che quando le ragazze, per esempio, alle medie, hanno le mestruazioni la prima volta, devono andare al bagno più spesso, alzano la mano e si trovano professori che dicono ci sei già andato. Basta. Ti trovi ragazzi che hanno appena vissuto un momento drammatico in cui hanno detto ti amo all'altra persona e l'altra persona gli ha detto grazie. Io no. E dopo torni in classe e tipo vorresti solo piangere e ti tremano le mani e il professore ti dice sì però attento che sto spiegando Pitagora. E non abbiamo spazi, abbiamo tantissimi professori che vedono queste cose, che sanno come fare la differenza, persone straordinarie e non sanno come creare cambiamenti e quindi credo che abbiamo bisogno di riviste che per esempio possono essere condivise in cui adulti, insegnanti possono parlarsi tra di loro e ragazzi, il consiglio è fate autogestioni, occupate la scuola, occupate tutto quello che potete, fatelo. Già, giuro, dovete riprendervi spazi che sono vostri e se non l'avete fatto, pensateci. Viene anche Adrian Fartà. Allora, mi sembra che la professoressa non desideri più prendere la parola, allora la lascio per un ultimo... dopo farete i conti con le pagine. Lasciamo lo spazio per un'ultima gradita domanda, una ragazza in prima fila. Diciamo, io da utilizzatrice dei social da almeno 10 anni ho imparato adesso ad usarli e la cosa che è assurda è questa demonizzazione verso i giovani che usano i social, che non sanno usarli, ma neanche gli adulti sanno usare i social perché nessuno ci ha insegnato ad usarli, nessuno ci ha detto si fa questo, si fa quest'altro e non si pensa mai che dall'altra parte c'è un'altra persona dall'altra parte del telefono. Quindi io adesso che ho 25 anni ho capito che i social possono essere utili anche per imparare, per informarmi, seguire determinati profili come per esempio quello di Adrian per poter rimanere aggiornata sugli eventi che accadono, ma quando avevo 14 anni non seguivo questi profili, seguivo i profili delle influencer che magari passavano il tempo solo a inculcarmi skincare o cose del genere e anche tutto questo utilizzo dei social deve essere spiegato e secondo me deve essere spiegato a scuola perché è lì che che i ragazzi iniziano ad usare i social, però deve essere spiegato da persone che li sanno usare, non dai professori che magari anche loro si stanno interfacciando a questo utilizzo o magari si rifiutano di interfacciarsi perché gli adulti hanno sempre questo odio verso i social, non vogliono entrare nel mondo dei giovani perché si attaccano a quello che era la loro infanzia, ma magari noi ci stiamo evolvendo in una società che ha altre priorità, magari anni fa si usciva di casa, si giocava a pallone e si faceva amicizia in quel senso. Oggi si fa amicizia sui social e quindi dopo ci si trova, si creano i gruppi, si discute lì, si fanno le live. È questo che oggi c'è e bisogna educare i ragazzi a vivere in questo mondo, non tirarli via e obbligarli a vivere in un mondo che magari non esiste più, secondo me. Guarda. Il nome, per favore. Ilaria. Allora, Ilaria ha restituito la voce dei ragazzi a noi adulti, quindi apprezziamo veramente tantissimo, facciamo un applauso a Ilaria, perché questo, sì, perché
Questo è veramente un contributo che abbiamo apprezzato moltissimo, c'è ed è un contributo, non è una domanda. Lascio però lo spazio per una battuta velocissima a entrambi in chiusura, anche per lasciare valore all'intervento di Ilaria come un intervento e non come una domanda. Velocissimo mi costa un attimo, però no, grazie. No, Ilaria ha detto una cosa fondamentale, nessuno ci ha insegnato. Perché se ho 2 minuti, tutto nasce un po' da Prensky che ha fatto questo articolo Digital Native, nativi digitali, no? Quindi i nativi digitali dato per scontato che sono dei fenomeni. Prensky stesso, l'autore, 2011, pubblica lì, no, attenzione, quando io ho detto nativi digitali, io ho fatto pensare che questi siano per forza competenti in quello che fanno. No, vi sono i nativi digitali, ci sono 3 categorie di nativi digitali. Quelli che sanno cosa fanno, gli smanettoni che si muovono in questo mondo apparentemente disinvolti ma combinano dei guai per se stessi e per gli altri, e poi c'è la cyber stupidity e quindi noi diamo per scontato che loro sappiano tutto e loro ci dicono ma aiutateci a entrare in questo mondo, e quindi il centro è la scuola, ovviamente anche la famiglia, io dico la comunità educante, che non può limitarsi a dire dentro o fuori, non si usa dentro, non si usa che non può limitarsi a dire dalle 8 alle 2 piuttosto che dalle 2 alle 4, ma deve entrare nel processo educativo di comprensione. Il problema è quello della cittadinanza digitale. Io ho bisogno di volontari. Attenzione, il filo. No, mi sposto solo qui davanti. Se può venire un attimo? Sì, perché mi serve un adulto, non so come per stare davanti alla camera. Vi faccio vedere una cosa molto carina che riguarda tutti quanti, in chiusura, che riguarda anche quello che hai detto del sentirci coinvolti tutti, perché se fa così con la mano, le nostre mani, vedete, sono molto diverse. E tutti quanti abbiamo delle cose che sono uniche e molto diverse tra di noi, ma c'è una cosa che è uguale in tutti gli Homo sapiens, e solo in noi, in tutto il regno animale, tra tutti gli umani, ed è questa. Questa è uguale in tutti quanti gli Homo sapiens. La distanza tra queste dita dipende solo dall'angolo a cui si possono aprire le dita, e questa dipende dalle ossa presenti nelle mani. E queste sono uguali per tutti gli Homo sapiens. L'angolo a cui si possono aprire le vostre dita è lo stesso. Questo perché, mentre fuori ci sono un sacco di differenze, dentro siamo gli stessi, siamo la stessa specie. Abbiamo paure, abbiamo timori, abbiamo un sacco di sogni, piangiamo e ci spaventa tutto. E il pensiero e il consiglio finale è: quando vi sentite così, spesso vi sentirete bombardati crescendo dalla società con messaggi tipo se ti senti giù devi pensare a come questa cosa può aiutarti a crescere o può aiutarti a imparare qualcosa di nuovo, e da tutti gli errori in realtà puoi imparare qualcosa, e tutto viene pensato in senso molto utilitaristico. A volte soffrire fa solo schifo e va molto bene. Non c'è sempre da imparare qualcosa. Se sei una ragazza e hai subito una molestia, non c'è nulla che devi imparare da questo in questo senso. Non fatevi dire che non siete abbastanza perché siete insufficienti e dovete fare chissà che cosa per il vostro aspetto, per essere umani. Siete già incredibilmente più che sufficienti, perché ogni volta che vi guardate intorno riuscite a fare con un solo sguardo più pensieri di quanti libri abbiamo mai scritto. Se prendete 52 carte e le mischiate insieme e le mettete sul tavolo una dopo l'altra, la combinazione tra quelle 52 carte sono più combinazioni di quante stelle ci sono nell'intero universo. E quelle sono solo 52 carte mischiate random insieme. La combinazione, la quantità di variabili che potete mischiare insieme ogni volta che pensate è talmente grande che ogni emozione, ogni amore, ogni pianto, ogni abbraccio, ogni pensiero, ogni battuta che voi pensate, che voi vivete, è unica. Non solo non è mai capitata così, in quella variante, non capiterà mai più nell'intera storia dell'universo, in nessun punto dell'intero universo. E avete la possibilità, ogni volta, gratis, niente abbonamento, niente iscrizioni, di girarvi verso un altro essere umano e raccontare questa cosa e piangere insieme, emozionarvi, abbracciarvi e raccontare cose che non succederanno mai più.
e farvi raccontare cose che nessuno sentirà mai più. E vale tutto il mondo. Quindi non fatevi ingannare da chi vi vende facsimili di felicità, mentre avete la possibilità, letteralmente, ogni giorno, accanto a voi, di vivere emozioni, tristezza, gioia, pianti, tutto quanto, che sono ordini di magnitudo sopra qualsiasi cosa, qualsiasi persona ha vissuto. Perché c'era stato Dante, aveva la vostra età, confermo, giusto? Shakespeare aveva la vostra età. Immagina essere insegnante di Shakespeare che vai a dire William, fai attenzione, devi imparare a scrivere. Siete straordinari. E secondo me molti dei social, molte delle aziende che incontrerete faranno tutto il possibile per convincervi che non lo siete, perché così dovete comprare prodotti. E quindi la cosa più punk e ribelle che potete fare è ricordarvi di essere già meravigliosi e di essere già straordinari. Quindi, grazie di cuore per le mani. Allora, grazie ancora una volta a tutti voi per essere stati qui presenti, alle vostre famiglie, ai vostri insegnanti che vi hanno accompagnati qui. Andiamo in conclusione di questo incontro ringraziando Adrian Fartale che è stato con noi, Mauro Croce che ormai è un amico di questo festival per il suo importantissimo contributo e anche per la disponibilità a questa interazione. Ricordiamo quali sono i prossimi appuntamenti di questa terza giornata, della terza edizione di Cambio Gioco. Vi aspettiamo tutti alle 17:30 con Gabriele Zanardi per un incontro dal titolo Connettoma, la rete virtuosa della cura. Alle 20:30 era previsto l'incontro con Daniele Novara e Giuseppe Lavenia, ma avvisiamo il pubblico che per sopraggiunti motivi organizzativi il dottor Novara non potrà più partecipare. Quindi ci sarà il dottor Lavenia per l'incontro dal titolo La giusta misura. E con questo quindi vi diamo appuntamento ai prossimi incontri. Ulsei Euganea di Padova vi ringrazia, vi invito tutti a mantenere la connessione con il nostro festival, anche consultando il sito www.cambiogiocoulsei.it. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.